L'Akragas non riesce più a portare un risultato positivo a casa, ancora una volta una sconfitta registrata da Lello di Napoli contro la Virtus Francavilla. Due le reti segnate da due giocatori che hanno militato nell'Akragas, Saraniti al 42esimo e al 95esimo, proprio al termine della partita, Madonia. E così la quinta sconfitta consecutiva per i biancazzurri. La partita è stata arbitrata da Giampaolo Mandelli di Brescia. Per l'Akragas gli ammoniti sono stati Danese, Visente e Salvemini. L'Akragas è ultimo in classifica con 9 punti, dovrebbe quanto prima arrivare anche la penalità per gli stipendi pagati a suo tempo in ritardo. Tutto ciò sicuramente non è di conforto per la squadra che vede penalizzata ancora di più la sua posizione per via della debole compagine societaria che si è venuta a creare con l'uscita di Marcello Giavarini, da tanti contestato in città quando era presente nella società. Le cordate che arrivano e di cui si parla da tanto tempo sembrano essere fuochi di paglia, come ci ha confermato lo stesso Alessi durante una nostra recente intervista. Tutto è nelle sue mani e sembrerebbe che lo stesso Alessi si sta trovando solo nella conduzione della societaria. C'è anche l'ipotesi di sciogliere i contratti con alcuni giocatori presenti nella prima squadra e continuare con la Beretti. A questo punto aggiungiamo la mancanza del tifo locale, in quanto la squadra è costretta a giocare fuori casa a Siracusa per via della mancanza dell'impianto di illuminazione, con le problematiche che comportano anche di natura economica, venendo a mancare anche quel minimo di incassi che si fanno giocando in casa. Insomma, la situazione non è florida, anzi, si continua a parlare delle probabili dimissioni di Napoli, già respinte da Silvio Alessi, anche perché con l'attuale situazione contabile e amministrativa che ha il coraggio di mettere sotto contratto un nuovo allenatore?